Buongiorno a tutti, recentemente la volta scorsa avevamo vinto una partita, no? Contro il Gambetto di Re. Adesso continuiamo a sfidare altri avversari, ci mancano un paio di partite, no? Per prendere l'elo. Vediamo. Va bene, vediamo. Ok, di dov'è? International. Ha annullato la partita. Non vuole giocare con noi. Non vuole giocare con noi. Ferro. Ucraniano, ok, cominciamo. Io al momento seguo con E4. Gherry. C5, ok, cavallo F3. Secondo te si chiama Gherry o ispirato a Kasparov? Sì. Ok, anche D4 sempre aperto, no? Mi piace un po' aggressivo. Fino adesso le siciliane che potrebbe fare possono essere la Najdorf, la classica e il dragone, no? Sì. E la Scheveningen con il 6. La Najdorf. La Najdorf. Ok, vediamo. Cosa ti piace giocare di solito contro l'attacco inglese? L'attacco inglese è sempre forte, no? Sempre ho visto partite di Dominguez, Caruana. Dominguez è forse uno dei più grandi esperti, il più grande esperto al mondo. Qua forse, o sea, si può fare G4 è interessante. Però devi sapere tantissima teoria. No? Sì. Ok, giochiamo normale con F3. Donna di 2, voglio spingere tutti i pedoni qua, no? Donna di 2, G4. In alcune posizioni c'è un dibattito se è meglio giocare prima G4 o prima donna di 2, no? Sì, credo che donna di 2 si deve giocare prima. Sì. Credo, non lo so. Ah, perché a volte ti possono giocare se no... Uno scacco in H4, no? Togliono il cavallo. Sì. Ok, andiamo adesso con G4, no? Perché no? G4, dopo a rocco lungo. Forse G5 posso farlo già. La cosa bella è che sono facili da giocare, no? Sì. Si giocano da sole. Qua faccio a rocco. Perché se B4 voglio fare questo piano. E cavallo G3, no? Sì. Quello è tipico. Molti in queste posizioni giocano re B1 per... Sì, sempre profilattica. Va bene, secondo te? Ok. E poi molti su D5... Ok. Cosa giocheresti? Ma non c'era un piano anche di giocare? Sì. Telefone G4 è interessante sempre. Ma il problema è che lui vuole fare questo, no? Devo stare attento. Ma se tu lo ignori, cioè se tu fai alfiere H3, lui metti il cavallo in C4 e sposti la... Sempre mi mangia questo, no? Però Fischer aveva introdotto in una partita contro Glikoric questo concetto che ti potevi lasciar cambiare. Ma prima allora devo fare H4 perché sennò questo dopo cade. Però allora gli dai la casella in G3. Già. Forse direttamente bisogna fare un altro piano. Credo che vado a fare... No, se io tolgo questo cavallo fa D5, no? Interessante, no? Quello non mi piace. E non puoi fare cavallo G3 lo stesso lì? Cioè cavallo C2 D5, cavallo G3. Tutto. Mangia. Donna H2, H6, mangio G6. Non è facile, no? Non è facile. Ok, ma entriamo in quello, ok. Maledetto. Ah, se no... alfiere di 3 anche, no? Il cavallo E2 forse si poteva fare. Ah. Ok, adesso sì, posso fare questa. Adesso è buona, però. Cavallo E5 è cattiva. Sì, che doveva giocare D5 è la critica, sì. E qua sempre posso attaccare qua. Ora è gratis questa mossa. Ok, qua forse mangio o prima donna H2. Donna H2, H6 sempre. Ma posso mangiare semplicemente dopo. Ah, posso fare torre per H7 qua, no? Wow. Torre per H7, mangio, donna scacco, re. E se mangi 6 si c'ha dopo torre H8, no? Cavallo F5 in qualche modo non funziona. Perché donna H2, H6, mangio G6 mi dispiace un po', no? Non posso dare scacco matto là, io voglio dare scacco matto. E G6 com'è? G6, interessante, no? G6. G6. Bam. Vince la partita semplicemente, no? Su H6 puoi giocare alfiere per H6. Sì, questa è fortissima, no? Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Io calcolando torre per H7 è semplicemente questa spinta. Su F per G6
se puoi fare la freccia. Su F per G6, quindi cavallo per E6 doppio. Qua. Su H per G6, donna H2, non può più scappare. Se gioca F6 prendi sempre in E6. Se gioca H6, mangio tutto. Bam! Alfiere per H6. Sì. Questa è la fine. È fortissimo questo G6. Bam. Sì, mi piace H6 alfiere per... Beh. Ok, mangio qua. Vuole mangiare DF qua adesso? Perché la torre adesso... Però ma mangio la donna. Però no? occhio. No, sì, è buona, no? Mangio qua. Un momento, poi torna. Che succede? Se mangio qua, mangia qua e tocco donna qua, no? Donna Dopo B6? mangio. Ah, no, non ha donna B6. Ok, sì. E mangio qua. Qual è la minaccia? Anche forse... Scacco no, perché dopo c'è il fiere H4, no? Se prende in D4, sì. Se prende in D4, sì. Quindi facciamo vedere la variante, posso? Su alfiere per D4, anziché riprendere, che vince, giochi torre H8, attrazione, no? Adescamento, donna H2, donna H7. Bellissima, no? Matto. Adescamento e sgombero. Come volevasi dimostrare. Bellissima questa combinazione. Potrebbe essere... Potresti anche sacrificare l'altra torre, però meglio non esagerare. Ok. Sì, bellissima, no? Solo una partita per prendere l'elo. Diamo un'occhiata, quindi. Sì, ok, sì, perché c'è una posizione critica là che non sapevo bene. Qua. Qua. G4. Ok, V5, G5, cavallo, arocco, alfiere V7. Questa è la posizione, diciamo, critica. Che qua si può giocare... no, qua gioca forse... Re B1 deve essere buono. Forse anche alfiere D3, no? Per giocare di corsa, no? Cavallo E2, cavallo G3. Re B1. Sì. E qua gli alfiere D3 com'è? Non lo so, non lo so. E questa idea? Ah, questa è quella che abbiamo fatto, sì. È forte, no? Dice... Perché su D5 io pensavo che cavallo G3 vincesse. Sì, il problema è che non può mangiare perché sempre si stanno... E su G6 no, questo lo dobbiamo distruggere. Sì, questo deve essere fortissimo. Sì. E perché non ti piaceva questa cosa? A te non piaceva per D per E4, ma... No, ma sempre c'ho G6 da adesso. Anche qua G6 è durissima sempre. Wow, ancora G6. O no? Sì, deve essere forte, no? Madonna H2 perché non ti piace? Sì, H6 mangio. O G6 anche qua, no? E G6? Ok, deve essere vinta pure, ma non vedevo come dare matto là, no? Però non è facile. Non è facile. E G6 qua com'è? Sì, qua pure sto facendo la fiere per H6. Sì, questo è quello deve più essere facile, vincente, credo, sì. L'attacco arriva da solo. Vedo le 5. E qua. Effettivamente è vero. Questo concetto difensivo. Sì. Non è. Stiamo meglio, ma non vinciamo subito. Sì. G6. No, questa è fortissima. Sì. Su H per G6, donna H2. Su F6, cavallo per E6. Su per G6, game over. Qua si gioca F per G6, cavallo per E6. No, che è vero che non può minacciarti matto. E se sposta la donna, cavallo per F8 difende la torre. Poi spostiamo la torre. Ah, però un momento qua. Torniamo indietro per dire, no? Ma ci fa paura C3 o no? Non credo, no? No. Se no possiamo giocare anche C3 noi ed è finita. Sì, qua vinciamo. Sì, eppure posso fare donna H2, cambiare con torre con torre H8, no? Ah, è vero, sì. E dopo il fiere per D4, qua ripeto, donna per D4 dovrebbe vincere anch'essa, no? Perché attacca G6. Però è molto più bella questo sacrificio. Attrazione, adescamento e sgombero, no? Una partita allora, no? E bellissima prendiamo l'elo. Una partita e prendiamo l'elo di chess.com.